Pubblicato l'avviso del Comune di Agrigento per la distribuzione dei buoni spesa per sostenere le famiglie nell'emergenza Covid-19. I buoni spesa arriveranno con una novità sul telefono cellulare. Ai beneficiari che hanno già percepito i buoni spesa nel mese di aprile e alla riapertura dei termini nel mese di maggio, un ulteriore buono arriverà sotto forma di credito elettronico. I beneficiari di questa terza distribuzione non avranno la necessità di presentare ulteriori istanze e riceveranno un SMS proprio sul proprio telefonino cellulare. Sarà comunicato un numero di PIN e l'ammontare del credito da spendere presso gli esercizi convenzionati. La gente deve solo fare la spesa, nel senso che abbiamo cambiato la modalità di distribuzione di questi buoni, sarà in formato elettronico e non ci sarà bisogno di fare la domanda, perché riguarda solo quelli che già hanno avuto una prima attribuzione di buoni spesa, per cui a queste persone verrà messo l'importo del buono spesa su un portafoglio elettronico virtuale che è collegato con la tessera sanitaria o il codice fiscale, e noi invieremo un codice PIN per SMS con il quale assieme alla carta, al codice fiscale si potrà pagare al supermercato o nel luogo dove si sta facendo un acquisto. Questo è un sistema molto agile, molto comodo, molto rapido e consente anche al beneficiario di verificare sempre tramite una piattaforma che è nel sito del Comune di Agrigento, che si chiama Social Bonus, consente di verificare la disponibilità di credito, consente di fare gli acquisti in perfetta forma molto semplice e anche agli esercenti darà la possibilità di una rendicontazione molto più semplice e molto più veloce. L'importo che spetta ad ogni beneficiario è di 60 euro, cioè sono 3 buoni da 20 euro e questo importo deriva ovviamente dal residuo che abbiamo di circa 200.000 euro dalla precedente distribuzione. Moltiplicato per la quantità del nucleo familiare ovviamente a beneficiario, cioè il titolare, diciamo, dell'assegnazione è il capofamiglia. Poi naturalmente se sono in 3, in 4, in 5 bisogna moltiplicare 60 per il numero dei componenti del nucleo familiare.